torniamo a parlare dell'accesissimo dibattito in merito a quali siano le misure da adottare in ambito europeo per superare questa crisi del 2020. Parleremo di Corona Bond, Recovery Bond, MES, eccetera. Facciamo un po' di chiarezza. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Prima di spiegare in che cosa consistono questi Recovery Bond, che sono la novità del momento, partiamo da una premessa. Non vi dirò cose già dette, andremo ad approfondire in una maniera leggermente diversa dagli altri video, quindi seguitemi fino in fondo. L'Italia in questi giorni ha osteggiato l'adozione del MES perché il MES non è nient'altro che un'istituzione europea, ne ho già parlato in altri video che trovate qui in alto a destra, che si è finanziata in parte grazie ai paesi europei e che presta soldi a questi paesi europei. Ora, questa istituzione ha già una liquidità di 70 miliardi, il resto deve andarlo a prendere sul mercato emettendo obbligazioni e può farlo perché è un'istituzione appunto, quindi c'è un'organizzazione dotata di un proprio bilancio che può emettere obbligazioni. Se non sapete cosa sono le obbligazioni, sempre qui in alto a destra. Il fatto che abbia 70 miliardi da parte di liquidità è assolutamente fondamentale, e questo perché nel momento in cui emetti delle obbligazioni lo devi fare a un certo tasso di interesse e se hai già una parte di liquidità quel tasso di interesse è molto basso. Nel momento in cui uno Stato europeo ne fa richiesta, a quel punto gli vengono prestati dei soldi, però lo Stato diventa debitore del MES, non dei cittadini. E voi penserete questa è una sottigliezza, e invece no, è fondamentale perché se è il MES che ti presta i soldi, è il MES che può imporre le condizioni alle quali ti presta quei soldi. E questo è un grosso problema per l'Italia perché non vogliamo stare a queste condizioni. Le condizioni sono già scritte per quanto riguarda il MES, abbiamo già degli accordi a riguardo. Quindi da una parte abbiamo la possibilità di finanziarci senza condizioni per quanto riguarda la sanità, mentre dall'altra per rilanciare la nostra economia dovremo per forza sottostare a queste condizioni. A questo punto l'Italia quindi ha detto accantoniamo un attimo il MES e proponiamo qualcosa di diverso, cioè i Corona Bond. I Corona Bond sono delle obbligazioni sempre europee però, quindi garantite da un'istituzione europea. I Corona Bond in questo momento sono una proposta. Non si sa quale istituzione andrebbe ad emetterli. Bisogna che sia un'istituzione europea se vuoi che siano titoli di debito europei. Tutto questo però significa che questa istituzione raccoglie soldi sul mercato e poi li presta ai vari paesi. Ma capite che se per fare questo poi impone delle condizioni molto stringenti, siamo punto e a capo, è uguale identico al MES. Ovviamente queste sono solo proposte, può esserci anche lo scenario in cui non ci siano condizioni. Il fatto è che per il MES abbiamo già delle condizioni scritte, mentre per ipotetici Corona Bond non ancora. Questo problema non esiste nel momento in cui uno Stato emette i propri titoli di Stato, perché a quel punto non ci sono condizioni, i cittadini non ti impongono delle condizioni, semplicemente tu gli devi corrispondere periodicamente degli interessi e a scadenza gli devi ridare i suoi soldi. Quindi abbiamo capito che nel rapporto tra privato e Stato il problema non sussiste perché non ci sono proprio queste condizioni, che invece verrebbero imposte se a fare da tramite c'è una istituzione europea. Ora, per quale motivo non emettiamo tantissimi titoli di Stato a caso? Perché i nostri titoli di Stato hanno un tasso di interesse molto maggiore rispetto a quello che riuscirebbe a ottenere un'istituzione europea. Quindi a questo punto da una parte abbiamo la possibilità di finanziarci a tassi di interesse molto alti ma senza condizioni, oppure dall'altra abbiamo la possibilità di finanziarci con tassi di interesse veramente bassi ma stando a condizioni veramente stringenti. E cosa è meglio per noi? Probabilmente una via di mezzo. La via di mezzo è quello scenario in cui noi andiamo a negoziare sì di sottostare a un intermediario, quindi avere un'istituzione europea come intermediario, che può ottenere dei tassi di interesse bassi, però dobbiamo assolutamente negoziare delle condizioni che siano poco stringenti, perché a noi non stanno bene le condizioni stringenti. E a questo punto veniamo a parlare dei Recovery Bond, che fino a pochi giorni fa in realtà venivano chiamati Recovery Fund, però ora si chiamano Recovery Bond perché si è proposto di emettere obbligazioni, è sempre quello il modo con cui ci si finanzia, quindi Recovery Bond siano. Abbiamo detto che per emettere delle obbligazioni ci serve un'istituzione europea. In questo caso, nel caso dei Recovery Bond, l'istituzione è la Commissione europea e la garanzia è il bilancio dell'Unione Europea. Se volete un video su quali sono le entrate e le uscite del bilancio dell'Unione Europea, chiedetemelo nei commenti qui sotto. In generale, semplificando al massimo, le entrate sono sempre imposte, mentre le uscite sono spesa pubblica indirizzata ai vari stati dell'Unione. Questi recovery bond sarebbero per noi molto convenienti perché avrebbero un tasso di interesse veramente basso.
Tuttavia è sempre un'istituzione europea a emetterli e quindi bisogna sottostare alle condizioni. Ricordatevi che il problema non è mai come ci finanziamo o da chi veniamo finanziati, il problema è a quali condizioni. La questione è sempre la stessa, noi ci dobbiamo finanziare tramite delle obbligazioni e dobbiamo farlo a delle condizioni vantaggiose. Se adottiamo il MES, le condizioni sono già scritte e non sono vantaggiose per noi, quindi non lo faremo. Noi vogliamo negoziare delle condizioni migliori per noi tramite i nuovi recovery bond. Per completezza di informazione vi dico che questi recovery bond raccoglierebbero 1500 miliardi in teoria e andrebbero a finanziare quei progetti che aderiscono al Green New Deal, che è una specie di piano per la crescita europea sostenibile, con un occhio attento all'ambiente. Attenzione però a prendere con le pinze queste informazioni perché i recovery bond sono una proposta, ci si sta lavorando in questi giorni, si stanno concretizzando, ci si sta lavorando concretamente e sono poco più che un'idea però adesso, quindi non si possono conoscere in questo momento le condizioni finali alle quali verranno emessi. A questo punto ci tenevo a fare una precisazione per chi sta già storcendo il naso, lo so che state già scrivendo nei commenti di tutto. Allora, il meccanismo per il quale uno Stato emette delle obbligazioni e degli investitori comprano queste obbligazioni dando dei soldi immediatamente allo Stato si chiama mercato primario. Questa emissione e sottoscrizione è il mercato primario. In un secondo momento però c'è la possibilità di rivendere questi titoli sul mercato secondario. Il mercato secondario non è nient'altro che quel posto virtuale nel quale ci si scambia i titoli di Stato già emessi. L'istituzione li ha emessi, in un secondo momento le persone che li hanno comprati possono scambiarseli, comprarli, venderli e cose del genere. Ora, come sapete bene dai video che ho fatto in precedenza che trovate qui in alto a destra, la Banca Centrale Europea sta mettendo in campo una misura massiccia di quantitative easing, che non è nient'altro che comprare questi titoli di Stato sul mercato secondario. Ma la BCE, nel momento in cui acquista tantissimi nostri titoli di Stato, è come se diventasse uno dei nostri principali creditori. Quindi, se loro hanno comprato 1 miliardo di obbligazioni dell'Italia, quindi titoli di Stato italiani, allora noi a scadenza dovremmo ridare 1 miliardo alla BCE. Ora questo era solo un piccolissimo esempio perché nella realtà la BCE comprerà circa 200 miliardi di euro di titoli di Stato solo italiani e questo significa che si sta facendo carico di una grossa fetta del nostro debito pubblico. Non pensiate che non siamo dipendenti dalle istituzioni europee. Il vantaggio in questo caso è che emettendo dei titoli di Stato e basta, noi non abbiamo altre condizioni oltre a ridare questi soldi con gli interessi. Non ci sono condizioni tipo il MES, però questo non vi deve far pensare che noi non siamo fortemente dipendenti dall'UE. Quindi in sostanza, prima di lasciarvi alla curiosità economica, il concetto che voglio far passare, che voglio ribadire ancora una volta, è che sì, stiamo dicendo no al MES perché non vogliamo le condizioni, però questo non significa che non abbiamo un rapporto di dipendenza rispetto all'Unione Europea. Questo deve esservi realmente chiaro, mi raccomando. Lo sapevate che la moneta da 1 yen è fatta di alluminio e si dice che sia l'unica moneta in grado di galleggiare in acqua?